Ok, Ok. perfetto. Ivana Gatti tra qualche secondo sarà nostra ospite di questa diretta, no? Una bella chiacchierata tra amici, tra musicisti, artisti, in quello che è il format ormai pubblicizzato e sponsorizzato da JB Home Records, Live Room. Oggi abbiamo il piacere di avere in linea con noi Ivana Gatti. Ok, Ivana, sei pronta? Sei pronta, Ivana? Allora mi devi... Ecco qua. Ok. Ciao! Eccoci qua. Ciao. Ciao, Ivana. Ciao. Sta... Allora, io sono Dovresti Nicola, addrizzare un po' sono perché sennò ti dobbiamo universitaria, vedere poi così. sono universitaria. Esatto. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, Ivana, a te come Tutto va? bene. Bene, bene, dai. Allora, Ah, tranquilla, nella mia dimora Alla musicale. grande, alla grande. Benissimo. E voi invece siete a Foggia, quindi? Sì, 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 sì. sì, siamo di Foggia, sì. Che figata. Vedi un po' come va. Eh, Dammi un po'. beh, non va, vabbè, vediamo un po'. Sì, qui a Foggia tutto bene, lì da voi? Ma non si riesce da... Ah, vi devo si può- raddrizzare? sì, Sì. perché ti... Fantastica. La tecnologia si Ok, prende... così Oh, sono... eccoci qua. Eccoci Aspetta. qua. Ecco, perfetto. Perfetto. Aspetta che illumino un po' d'immenso e via. Sì. Va bene? Perfetto. Allora, diamo As- inizio a questa diretta Instagram con l'ospite di oggi, che è Ivana Gatti, cantautrice, Sì, cantante, musicista, quindi suonatrice di theremin, pianista, giusto? Vocal coach. Vocal esatto. coach. Scusate. E... Ecco, adesso riesco. Perfetto. Via. ok. Per favore. Ecco, perfetto. Sì, esatto, avete detto già tutto voi, nel senso che nasco come cantante, Ok. perché alla fine è sempre stata una passione che ho coltivato sin da piccola, nel senso che ho iniziato a cantare a 8 anni, ok? All'età di 8 anni faccio parte di un coro per bambini, registravo le sigle dei cartoni animati, ok? Quindi mi sono fatta una grandissima esperienza ai tempi, ero piccolina, ma c'era un importante studio di registrazione a Brescia e ricordo queste nottate, anche se eravamo piccolini, piccolina anch'io, ma spesso tornavamo a casa a mezzanotte perché dovevamo incidere dentro un certo tipo di tempo le sigle dei cartoni animati, quindi già lì avevo iniziato a capire bene l'andamento di questo che sarebbe poi diventato il mio lavoro. Quindi fatica, fatica, gavetta, fatica infinita e via. E quindi da 8 anni in poi insomma, ho iniziato a cantare nei concorsi di paese, come fanno un po' tutti i bambini, e ho preso parte per un po' di tempo in un coro polifonico e poi ho iniziato a 14 anni a studiare canto, le prime lezioni di canto jazz, ok? Ero Mhm. la prima insegnante di Brescia, Anna Gotti, è stata Sì? una delle prime insegnanti ed è ancora una delle migliori qui a Brescia, e insegnava jazz e insegna ancora, ovviamente adesso si è anche lei specializzata in varie cose, quindi lezioni di canto a 14 anni con mia mamma che mi aspettava in macchina, ok, perché mia mamma è una sarda e mentre cuciva, ok, preparava i suoi vestiti, mi aspettava e quindi sin da piccola sono sempre stata seguita in quest'arte, diciamo così, questo lavoro. E da lì in poi. Quindi una cosa nata, diciamo, nei primi anni della tua vita, comunque da piccola, una grande passione per la musica che con il passare degli anni è diventata sempre di più una realtà. Esatto, bravo, l'hai proprio detto, è diventato una realtà. Ti dico che è sempre stato il mio sogno e la grande determinazione, diciamo così, che mi ha sempre aiutata a portare avanti
questo ideale, diciamo così, che poi, come sapete bene voi, che comunque lavorate anche voi all'interno della musica, ci sono tante sfaccettature che nel tempo poi si manifestano, nel senso che i sogni da ragazzina cresci e cambi tante idee sul mondo musicale. Poi io veramente Certo, fino ad arrivare a trovare la propria, diciamo, identità e unicità artistica, no? Esatto, sì, io sono passata attraverso a tanti generi, nel senso che prima di dedicarmi completamente a quello che poi, tra virgolette, adesso può essere una mia, tra virgolette, identità musicale, sono veramente passata attraverso tanti generi musicali, perché ho iniziato appunto da piccolina le canzoni dei bambini, che va bene, non fa testo, però poi il coro polifonico, poi lezioni di canto jazz, che però ho capito che il jazz non era la mia materia. Ho studiato per 3 anni canto lirico a Milano, perché in quel periodo volevo pensare di intraprendere un percorso nella musica classica, nel canto lirico, ma poi anche lì poi ha preso sopravvento il mondo rock, perché per tanti anni ho cantato in una cover band. Mi sentite? Un po' a scatti. È un po' scatti, esatto. Ho cantato per un po' di anni in una cover band rock, ok? E nel frattempo avevo un contratto discografico con un'etichetta dance, quindi ho fatto passare tutti i generi musicali, insomma, dalla classica al rock alla dance. Poi ho fatto varie esperienze come nei primi piano bar con una ragazza molto brava, Paola. È stata eh, una ricerca continua che ti ha portato, come dicevo sì, nel prima, senso poi che ho voluto veramente sperimentare i vari generi musicali per portare esperienza, volevo fare esperienza, conoscere vari generi, vari stili, imparare e attingere da ogni genere, perché comunque, come voi sapete, ogni stile, ogni genere dà comunque crescita personale. assolutamente. Sì. Non ho mai escluso nulla nel mio percorso artistico, e ancora tuttora, Proprio da nonostante. lì che a volte nasce la versatilità di un artista. Quello, cioè, ciò dà l'opportunità a tutto ciò, nel senso, a furia di sperimentare, di interpretare, provare, mescolare, tutto questo non può fare altro che contribuire proprio ad un discorso di versatilità dell'artista, se vogliamo. Esatto, Giusto? esatto, esatto. Poi diciamo che c'è stata un'illuminazione nel mio percorso, nel senso che ero partita con delle idee, strada facendo, le ho cambiate. Diciamo che posso dire veramente la svolta, tra virgolette, decisiva come imprint mio personale è stata la scoperta di un grandissimo cantautore italiano. Penso veramente che mi abbia segnato e ancora tuttora porti i segni in modo amorevole, lo dico. È stato Franco Battiato, nel senso che Maestro. amo e ho amato questo cantautore veramente visceralmente. L'ho seguito, ho scoperto tantissime cose sue, ho avuto modo di conoscere delle persone che hanno lavorato con lui, dei grandi tasteristi, da Filippo Destreri ad Angelo Privitera, a un altro grande produttore, Claudio Corradini, e poi grazie a un incontro magico, diciamo così, di Gianni Maroccolo, che Ah, è il ecco. bassista. Insomma, sapete meglio di me chi è, visto che Però diciamolo perché insomma non tutti Non tutti hanno la hanno fortuna la di fortuna di conoscerlo conoscerlo. a livello artistico e musicale, e magari anche a livello personale. Quindi diciamolo chi è, insomma, chi è Franco Battiato, perché magari c'è gente che ascolta tutt'altro e magari, ecco, ho conosciuto persone che non conoscevano Franco Battiato, questo lo dico, quindi davvero, ma magari è meglio. perché anch'io ho degli allievi, io insegno canto e ho degli allievi ovviamente di 18 anni di Franco Battiato. Cioè, ah sì, ho sentito vagamente, e quindi quando mi dicono così mi viene un colpo al cuore, ehm, perché in realtà Battiato per quanto mi riguarda, ovviamente io ho scoperto questo cantautore, ma così per caso stavo girando sotto i portici di Brescia, e c'era ai tempi un negozio molto fornito di musica, tale Vigasio, e entrai per caso in questo negozio
e tra tutta la distesa di CD mi colpì un CD particolarmente così, non so perché, dal titolo, che era Mondi lontanissimi, ok, di Franco Battiato. Io in quel periodo avevo un contratto discografico con questa etichetta dance, quindi ti sto parlando degli anni 90, ok, anni 90, Ok. quando era veramente al clou nel mondo, perché comunque era un'etichetta dove sfornava successi veramente in tutto il mondo. Mhm. E io ero stata appunto messa sotto contratto sperando che insomma facessi una carriera con loro. E tornando a casa appunto ascoltai questo CD di Franco Battiato, appunto Mondi lontanissimi, iniziai a piangere, ascoltando soprattutto due brani, che, come se fossi, lo racconto, ma è una cosa veramente sincera, che sono I treni di Tozeur e No Time, No Space. E questi due brani mi hanno veramente toccata talmente tanto nelle corde interiori che il giorno dopo ho disdetto il contratto discografico, ok, con tanta d'ira del mio produttore che si incazzò da morire, ma e mi tirò un acquamento, vabbè, lasciamo perdere. E praticamente mi dedicai alla ricerca. Perché? La ricerca, diciamo, musicale ma anche spirituale, perché per tante persone che non conoscono quel Battiato che conosco, che ho avuto modo di conoscere io, è stato il primo, tra virgolette, che mi ha introdotto in un mondo spirituale. Ok? Certo, certo. Perché Battiato ha sempre trattato dei temi molto eh, intrinsechi del mondo spirituale, ma con una certa, concedetemi il termine, leggerezza. Perché anche Quindi è molto nell'album spirituale, Battiato, vero? Sì. perché anche in quel famoso album che vendette 1500 milioni di copie, che fu La voce del padrone, con all'interno Cucurucucu Palome, Centrogravità permanente, così. In realtà tutte quelle canzoni lì furono ispirate da un grande mistico che era Gurdjieff e da tanti mistici indiani che lui comunque sia, ehm, insomma, frequentava per letture e per esperienze personali, quindi è tutt'altro che leggero. Mi dispiace. Diciamo questo disco, il disco che poi ti ha portato a, come dire, a riflettere molto sulla tua dimensione musicale e non solo spirituale. Come dicevi prima, diciamo che a tutto questo un po' ha contribuito la scoperta del Battiato, del disco in particolare, il disco Sì, di cui quel disco parlavi lì, prima. bravo, quel disco lì mi ha aperto, diciamo così, è stato l'apripista per farmi poi inoltrare nel mondo proprio di Franco Battiato, quindi le letture, i libri, e poi in fase più avanti, quando lui insomma fece dei film, le sue biografie, e forse anche grazie a Franco Battiato, diciamo così, poi mi sono avvicinata comunque a delle cantanti, le sue grandi muse che furono Giuni Russo, Alice, Milva, queste tre grandissime voci veramente indimenticabili. E insomma, grazie a Battiato poi mi sono inoltrata anche nel mondo di un percorso musicale più alternativo, e quindi anche lì per una serie di coincidenze particolari scoprì CSI, quindi Mm. Giovanni Lido Ferretti, il mondo un po' più indie, tra virgolette, e grazie anche al CSI, adesso arrivo dove voglio arrivare perché non voglio... No, nel senso che mi piace parlare di Battiato, ma di contro, insomma, visto che così mi piace parlare a 360 gradi di questa mia, visto che ho l'opportunità di farmi conoscere al di là appunto dei social così leggeri che a volte pubblico su Instagram così. Eh, I CSI mi hanno portato a conoscere un grandissimo produttore italiano, appunto, che è Gianni Maroccolo, Eccolo là. cui ho lavorato tantissimi anni, ho fatto 3 EP, un album, poi lui 2 anni fa ha comunque partecipato ad un mio album da solista che ho realizzato con dei ragazzi di Roma e appunto lo Zoo di Berlino.
e mi hanno parlato appunto Gianni Maroccolo e Devo ricordare il grazie nome di quest'album che io ho ascoltato almeno 3-4 volte in questi giorni. È all'album stato un viaggio piacevole, davvero, complimenti. che realizzai appunto con Maroccolo, si parla comunque di un po' di anni fa e si intitola Bastian Contrario, Mhm. quello di che peraltro vede la partecipazione dei Marlene Kunz, perché ho collaborato per tanti anni con i Marlene Kunz, sia all'interno di alcuni album e all'interno di rassegne cinematografiche in cui noi, cioè io, Maroccoli e Marlene Kunz, facevamo in tempo reale delle colonne sonore sotto un film muto, e fotofilm muti, tra cui La signorina Else, che poi ci permise di andare e di partecipare all'interno di tanti festival Mhm. cinematografici, tra cui il Festival di Locarno, piuttosto che quello di Bellaria, piuttosto che Trento Film Festival. Vabbè. E insomma, quindi, ma oltre a Marlene Kunz, ci fu la grande partecipazione di Giovannotti che remixò un mio brano. Tu hai parlato poco fa di Marlene Kunz e quindi delle collaborazioni che hai avuto modo o meglio, hai avuto il piacere di collaborare con loro. Posso dirti una cosa, ovviamente non è proprio, come dire, simile non mi viene la frase, bilanciato, equilibrato a quella che è stata l'illuminazione che ti ha dato Battiato, diciamo così. Però io ti posso dire, tu mi hai nominato i Marlene Kunz e mi hai dato un assist. Una cosa del genere è successa a me proprio con loro. Cioè? Ah, che tu hai avuto E l'illuminazione mi hanno ascoltando? illuminato così tanto che da ascoltare uno dei loro ultimi dischi ho fatto un viaggio a ritroso e ho conosciuto il Marlene dall'inizio e devo dirti, provo un amore per i Marlene incondizionato. Cristiano è anche un grande amico, lo conosciamo abbastanza bene, abbiamo avuto modo di incontrarlo più volte e quindi diciamo non è proporzionale all'illuminazione che hai avuto tu, perché parliamo di un'icona, no, della musica italiana che è Franco Battiato, però la stessa cosa è successa a me con i Marlene Kunz, proprio a livello spirituale, qualcosa che è Musicale, andato oltre la musica. sì. Mm, Immagino, anche perché E tu mi puoi confermare che anche i Marlene hanno una certa profondità d'animo e artistica in Marlene, quelli che sono i Marlene sono, i loro io lavori. conoscevo prima di conoscere Maroccolo, non conoscevo tantissimo i Marlene se non come nome di gruppo perché era già abbastanza famoso appunto quando collaborai con loro. Di contro i ragazzi sono persone sensibilissime, sono dotati di una grande sensibilità, ognuno con una Esatto. propria sensibilità perché Luca Bergia, batterista, ha un'ironia e un mood Sì, sì, particolare. Riccardo sembra simpaticissimo. Riccardo è un po' più freddo, però Riccardo freddo sembra freddo, ma in realtà ha un cuore d'oro. Cristiano sembra quello un attimino più, tra virgolette, ovviamente, essendo lui il frontman, un po' più, tra virgolette, così, come tutti i frontman, ma alla fine ha delle chiavi di lettura nei rapporti, comunque sia nei confronti anche della musica che ti dico sicuramente sono rimasta stupita piacevolmente e anche la loro collaborazione mi ha comunque insegnato tantissimo, sono dei Certo, certo. grandissimi professionisti, veramente degli staccanovisti, lavorano tantissimo, sono molto attenti ai dettagli quando creano le loro canzoni e, e tanto di cappello a Marlene Kunz veramente. Assolutamente sì, Eh, assolutamente. sono la prima a dover ringraziare anche loro che mi hanno comunque voluto all'interno dell'album 1. Tu hai presente l'album Uno, 1? uno. Ho Uno è l'album, diciamo, quello un po' più sottovalutato e, diciamo, visto non tanto di buon occhio da parte dei fan, però secondo me è uno dei migliori. sì, perché forse è quello più commerciale da un certo punto di vista. Però per me è uno dei migliori. Sì, è vero. Io non ho avuto modo di sentire così a fondo la loro discografia, ma so benissimo che un album dei Marlene praticamente è il fiore all'occhiello che è Soft, è un album, è uno degli album un non po' è più soft. catartica. Catartica, il primo album, diciamo, Quello è so un che
stato veramente il fiore all'occhiello dei ragazzi. Poi ovviamente, certo. e comunque anche loro hanno una Il grandissima cosiddetto capacità. capolavoro, come ogni gruppo ha il suo capolavoro, diciamo l'album capolavoro, quello dei Marlene Kunz senza ombra di dubbio è Catartica, che è il primo album. Esatto, sì, sì, ecco, a detta di tanti fan che vedevo, "Oh, sì, Catartica", e quindi vabbè. E quindi questa è stato così il mio percorso e poi ecco ribadisco, tornando un passo indietro parlando di Marlene, che eh, grandi ragazzi, soprattutto simpaticissimi, poi io devo dirti che ho legato tantissimo con Luca Bergia perché è di un'ironia pazzesca, il batterista dei Marlene. È una persona abbastanza molto simpatica. Luca veramente, ti parlo di Luca, ma non perché io non abbia, perché Luca ha partecipato anche all'interno del tour che feci con Marocco, quindi era il batterista della IG Band, ok, ci chiamavamo così, e quindi è per quello che parlo di Luca, perché ovviamente ho avuto più contatti e modo di conoscerlo meglio. Però per quanto riguarda appunto Maroccolo, alla fine, grazie a lui, io sono riuscita, diciamo così, a cantare insieme a Franco Battiato. Ecco, Ecco. ecco, ecco. Perché Alla fine è un sogno che si è realizzato. ecco, alla fine, a forza di insistere, di rompere le scatole al mondo, all'universo, alle energie spirituali, sono riuscita a cantare con lui all'interno di questo album di Gianni, che è VDB 23 Lulle è andato perso, che fece con Claudio Rocchi, e Claudio Rocchi era molto amico di Franco Battiato, e insomma abbiamo cantato questo brano, che poi alla fine è una suite che comprende anche altri cantanti, tra cui Cristina Donà, Piero Pelù, Massimo Zamboni, piuttosto che, però alla fine questa mia piccola chicca rimarrà nel tempo con Franguzzo mio. Infatti, scorrendo un po' le foto che hai sui tuoi profili, mi ha colpito una foto che è una foto, un collage di tanti artisti che ci sono, cioè che, mi ha colpito appunto gli artisti che ci sono in questo collage, in questa foto. Infatti vedevo Zamboni, vedevo Pelù, vedevo Battiato, quindi ho dedotto che è una foto che vuole dire queste sono le mie collaborazioni con cui, le persone con cui, gli artisti con cui ho lavorato. Sì, Infatti no, c'è questa foto, ma c'è no, anche Zamboni dei no, CCP, quella foto chiaramente. in realtà non l'ho fatta io, la fece Maroccolo, penso che sia all'interno dell'album che fece, per racchiudere Ok, tutte le persone che furono chiamate a partecipare. partecipare a questo album, Sì. esatto. Quindi io personalmente tanti artisti non li conosco, non li ho mai conosciuti, Cristina Donà non la conosco di persona, neanche Massimo Zabboni ho avuto modo di conoscere una volta Piero Peluma perché ci fece andare a cantare all'interno del Festival della Creatività a Firenze, ma altri non li conosco, quindi non posso dire questo. Quindi il fatto che tu sia appunto legata tantissimo a Battiato è per il discorso che hai detto prima dell'album o c'è altro per il motivo per cui tu sia tanto legata a Battiato? Proprio perché per quello che hai raccontato prima dell'album che hai scoperto No, o c'è sì, dell'altro? ma appunto come ti dicevo è l'album che ho scoperto per caso, ma poi grazie a lui, ribadisco, ho avuto modo di snocciolare tutti i discorsi del mondo spirituale alternativo che mi hanno portato comunque a essere quella che sono oggi, anche attraverso a un percorso spirituale, perché sai, c'è sempre un contrasto a volte che le persone vedono in me e posso anche capire, perché la mia immagine denota, lancia dei messaggi. In realtà ehm, per anni mi sono dedicata a una ricerca spirituale, a delle letture particolari da Gurdjieff a Rudolf Steiner, appunto ai mistici indiani, facendo meditazione, un sacco di cose. E, e devo dire grazie a Battiato che mi ha fatto, tra virgolette, scoprire queste cose, poi ovviamente ognuno le manifesta e le coltiva come meglio crede a seconda del Credo, proprio, certo. esatto, del proprio sentire. Vabbè, questo è stato il percorso. E ci sono un po' di domande, forse?
no? Infatti stavamo con i controlli di qua. Un'altra cosa che ti chiedo, io sempre nelle foto, che mi hanno colpito tanto perché sono veramente belle le foto, sia quelle sul palco, insomma, le foto che ci sono tanto belle. Però mi ha colpito anche un'altra, dove ci sei tu in primo piano davanti all'asta del microfono e alle tue spalle un po' più dietro ho notato c'è Antonia Iazzi alle tastiere, quindi presumo che tu abbia suonato anche con Iazzi, chiamato comunemente dagli amici Don Iazzi, perché insomma è un'altra icona Sì, della musica. no, no, beh, la linea va e viene. Mm. La linea va e viene, è vero. La linea È sì, vero. infatti io sono fermissima, la mia zona è questa. Mm. Sì, beh, Ayazzi in realtà è sempre è stato un incontro ovviamente voluto da Marocco, perché avendo comunque suonato nel Litfiba e quindi Ayazzi sì, anche lui fece parte dell'IG Band nel tour che facemmo l'album Bastian Contrario e Antonio Iazza, certo, grandissimo personaggio, un gentleman. Abbiamo un po' Posso di dire che problemi di Antonio Abbiamo linea. un po' è di problemi, un attimo solo che un po' se si vede qualcosa. sì. Allora, vediamo Eh, un po'. Ci sentite? Un attimo io ti solo che. sento. Ok, Sapere, scusa, ma tu come ti stai collegando? Su quale linea? con questa qua. No. Ok, dai. Allora, Sì, ci segui? comunque sì, Antonio partecipò appunto, sì, sì, ma quella fotografia lì che voi state nominando è praticamente una mia partecipazione a Brescia alla latteria Molloidi, penso che risalga a 4 anni fa, forse 3 o 4 anni fa, in cui Marocco lo stava presentando il suo album da solista e appunto io andai cioè venni chiamata appunto da Gianni per fare la special guest, diciamo così, di Brescia all'interno di un suo concerto e c'era ovviamente Ayazzi che... Mi sentite? Sì, 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 stiamo sì, ti tornando. sentiamo. Adesso un po' meglio. C'è stato un Ah, momento ecco, di di stallo. blocco. Mm. Mhm. Ah, ok, va bene. E quindi sì, anche Antonio, grande personaggio, grande persona, sai, io sono stata fortunata alla fine perché ho sempre incontrato delle persone eh, serie, dei grandi professionisti che mi hanno sempre comunque rispettato, mi hanno sempre aiutata come e quando potevano e, e umanamente delle persone che al di là del fattore musicale, che comunque è quello, è un'esperienza personale che è difficile da spiegare, anche a volte da manifestare, ma dal punto di vista umano posso dirvi che ehm, ho dei ricordi indelebili nei confronti di tutti loro perché C'è una persona che ti chiede un altro progetto con Marok prossimamente? Sarebbe bello. sì. Allora, diciamo che Gianni ultimamente si sta ritagliando il suo spazio, come giusto che sia, all'interno del mondo musicale e, e quindi, come voi sapete, sta facendo dei progetti da solista. Dovrei, in teoria, partecipare nella prossima uscita del suo album. Ehm, sì, mi ha detto che dovrebbe mandarvi a giorni, poi i giorni di Marocco sono sempre dilatati, nel senso che lui dice a giorni, poi magari passano 4 mesi e, e mi invierà, e mi invierà appunto quel famoso provino strumentale dove io potrò inserire dentro un cantato. Però ecco, diciamo che sarà una collaborazione così, io tra virgolette metterò qualcosa all'interno di questa collana che lui sta realizzando che si chiama Alon appunto
e farò qualcosa, ma forse come progetto musicale pop non so se faremo ancora qualcosa. Io ho chiesto a lui di partecipare come bassista all'interno di alcuni brani che sto realizzando con dei miei collaboratori qui nella zona bresciana, mantovana, Un marchio e imponente il passo di Gianni. è molto imponente. È molto Certo. È imponente. un marchio di fabbrica, se Un vogliamo marchio di dire. fabbrica. Bravo, esatto, parte di fabbrica, esattamente, proprio dove si sente subito le prime note e capisci che sono quelle di Marocco, perché sì, è un suono unico, unico. Staremo a vedere in futuro. Riconoscibile fra mille. Com'è? Tra mille. È riconoscibile tra mille bassi. Sì, 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 no, credo che sì, no, credo che diciamo, la maggiore cosa che possa raggiungere un artista, musicista, un artista in generale, che sia nell'ambito musicale, pittorico, della scrittura, è proprio lasciare, no, creare il suo stile, essere riconoscibile. Ok, sì. Andiamo? io vi Ok, sento, quindi ragazzi. appunto la classe di ispirazione, come dicevo prima, di un artista appunto è quello di rendersi riconoscibile per tutti, ecco, per un cantante la voce, per un bassista lui lo stile di suonare il basso, un chitarrista le chitarre e via discorrendo. Quindi Marocco ha questa sua peculiarità di essere riconoscibile tra tutti, insomma, per tanti. Sì, ha proprio, sì. E poi tra l'altro è una dote, cioè nel senso che beh sì, Gianni è un talento. Gianni è proprio un talento, Assolutamente. non c'è niente da dire, Assolutamente. nel senso che con il suo basso ha comunque si è ritagliato un'identità prorompente e unica, che rimarrà sicuramente nel tempo. E comunque Mm. sia, a parte il basso di Marocco, nel senso che voi ovviamente siete musicisti e stiamo parlando ovviamente di suono di basso, ma in realtà è anche un grande produttore, è stato un grande produttore, perché comunque si ha scoperto un sacco di artisti, Marlene Kunz, ad penso esempio, è lui Marlene. con Giovanni Lindo Ferretti. Giovanni Lindo Ferretti e Marocco l'hanno scoperti Marlene Kunz. Esatto, hai capito, quindi è per quello che alla fine ad aversene come in Marocco l'Italia, cioè nel senso che avremmo tutti bisogno ancora di avere dei personaggi come Marocco all'interno della musica, invece adesso è tutto cambiato, il meccanismo insomma, si è un po' sgretolato da un certo punto. I Marlene Kunz, che io sappia, parteciparono ad un contest di artisti emergenti. I primi 9 scelti e quindi posizionati avrebbero avuto l'opportunità di entrare in qualche modo a far parte delle produzioni appunto di Gianni Maroccolo e Ferretti. Marlene Kunz arrivarono decimi, furono ripescati semplicemente perché un gruppo, cioè il nono, si tirò indietro alla fine. Davvero? Sì, per una Esatto. casualità. Ah, io questa cosa non E la sapevo. da lì è nato tutto. Vedi, non la sapevo. Ecco, io non so così i dettagli, appunto come tu hai seguito in Marlene, io ho seguito Battiato, quindi E beh, certe cose certo, certo, sì. probabilmente mi sfuggono, però vabbè. Alla fine quando hai un destino, comunque il destino si scrive da solo in questo caso, era il loro destino fiorire e diventare famosi, tra virgolette, conosciuti e apprezzati più che altro. Esatto. Esatto, esattamente. Gianni, per quanto riguarda Gianni, non a caso i progetti che lui ha fondato, dai Litfiba ai CCCP, poi CSI, Sì, sì, sì. PGR, se non erro, pure Sì, Sì, faceva sì, parte sì. anche lui. no, Non a caso CCP no. sono Lui dai CSI in poi dai CSI ha in iniziato a poi, collaborare dai con CSI in Lido poi, Ferretti, sì. Esatto, diciamo, sono gruppi, artisti e progetti sulla bocca di tutti che hanno comunque contribuito alla storia del rock italiano. sono d'accordo, sono pienamente d'accordo.
È vero, perché anch'io, che ovviamente ho frequentato altri stili, altri generi musicali, non- è proprio così, hanno determinato comunque dei passaggi fondamentali all'interno del panorama musicale. Ovviamente si parla di musica indipendente, di musica alternativa, eccoci, non commerciale, quindi però sì, hanno condizionato tante generazioni Assolutamente. e tanti gruppi. Io stessa ascoltavo appunto quando ho conosciuto i CSI, poi sono andata a ritroso, ho scoperto i CCCP, Eh. ho ballato per anni un sacco di canzoni dei CCCP con una pazza, e devo dirvi che, mamma mia, che belle cose. Che Io belle cose. ricordo con tanto amore la canzone Curami perché negli anni 90 con la mia band la facemmo dal vivo anche. Facciamo anche Curami dei CCP, un brano veramente che tira, Sì, veramente curate, bello. veramente. Curami, curami, curami. Bellissimo, bellissimo. Prendimi cura da te, prendi. Prendi- Poi io amo tantissimo Giovanni. Ecco, anche in questo caso posso dirvi che ho conosciuto anche Giovanni, perché a parte un po' di cene che ci si trovava, a volte magari devo sentire i CSI, e ovviamente al tavolo c'era Giovanni, un grandissimo personaggio, carismatico, intelligente, sensibile, Eh, e, e veramente catalizzava tutta l'attenzione lui. Cioè, nel senso, quando parlava Giovanni non ce n'era più per nessuno, e tutti una gli persona occhi. ipnotica, insomma, che Cioè, anch'io rimanevo veramente, cioè, veramente un personaggio fuori da ogni schema, imprevedibile da un certo punto di vista, di una grandissima sensibilità e veramente molto intelligente e colto. Io, c'è stato poche settimane fa che hanno fatto uno special sui CSI, su Rai 5. Non so se l'avete visto. L'avete ehm, forse non so se è una replica quella che hai A me visto pare tu, di però averlo io, visto più di una volta, se è quello perché lo manda ogni tanto, ma che ho mi hanno visto detto, io. sì. Parla della storia artistica e di quello che fa nella vita. Parla, Ora non ricordo bene in il titolo quell'occasione, penso che del documentario. se non sbaglio parlava dell'album, che anche lì per loro fu una svolta, che poi fu l'ultimo album, e che era Tabula rasa elettrificata, Ok. esatto, che spiegava, raccontava come era nato appunto quell'album lì, che Giovanni insieme a Zamboni andarono in Mongolia, e quindi ci fu poi un- un azzeramento dei pezzi che avevamo fatto fino ad allora, per poi introdurre dei suoni appunto della Mongolia, e insomma, Beh, grandissimo. ma è l'ultimo documentario che è uscito da poco, ti Sì, riferisci a sì, sì, quello? quello lì, certo. Ah, ok, perfetto, io avevo capito un'altra cosa. Quello No, sto cercando, quello spero di finirlo, di riuscire a vederlo tutto, perché ho Guarda, visto il solo la prima fatto parte. è emozionante, forse perché io ho vissuto proprio in prima linea, ti avevo detto, quelle canzoni da forma e sostanza, Sì. mi importa la sega, vabbè, lasciamo perdere. Questo viaggio lisergico in Lineare, Mongolia che li ha... l'ho mangiato, l'ho adorato, e ancora tuttora quando lo ascolto in macchina mi ritornano alla mente tutte le emozioni che mi evocava allora, e alla fine, guarda, quando ci sono delle cose veramente belle, fatte in un certo modo, che hanno una spinta in più, arrivano e sono veramente uniche, Ma che uniche. scherzi, certo. Ma il documentario di cui parli, io ne ho visto uno, credo a Rai 5, dove alla fine lui ogni tanto si intravede in un maneggio, è quello lì? Mi riferivo anch'io a quello. Perché io quello che ho visto che No, è no, un no, altro lei si ancora. No, riferisce al in realtà documentario che è no, in uscito da l'ultimo poco. filmato lui È un è sempre documentario che è uscito da pochi giorni, che ha da un le mese, da basette, qualche mese. esatto, che Giovanni ha le basette lunghe, Ah, ok. in Sì, realtà è sì. molto più attuale, sì, vabbè, comunque No. grande
personaggio, È Ivana. nuovo, è uscito qualche mese fa. Sì, forse un mese e mezzo, un mese fa. Esatto. Ok, ok, allora è un altro. Vabbè, comunque io azzardo a dire che comunque la voce di Lindofer, io quando ho conosciuto il ragazzo di CCCP, quindi la voce anche la voce di Lindo Ferretti, Giovanni Lindo Ferretti, a me ricorda, non voglio dire un'eresia, però a me ricorda anche la voce un po' di Battiato, lo Ecco, stile di cantare di Battiato con quella allora cadenza, no? Dico, diciamo che io dove sei- associo, sì, hai ragione, hai ragione. Io associo molto questi due personaggi perché da una parte Battiato, che ovviamente è stato il mio grande ispiratore, maestro, eh. e dall'altra parte Ferretti, comunque anche lui, perché nell'album che feci con e con Maroccolo ero comunque molto ispirata dai testi di Giovanni, nel senso che Come anche Godano lo ha sempre detto, non l'ha mai negato, si è sempre ispirato a Giovanni Lindo Ferretti. eh sì, eh sì, eh sì. Diciamo che Giovanni, senza volerlo, è stato uno dei primi influencer della musica, Assolutamente sì. nel senso, perché effettivamente è vero, Giovanni, vabbè, Battiato è Battiato, musicalmente tutto non è... Però anche Giovanni sicuramente ha uno spessore, un lessico, un modo di scrivere i testi unico, Un unico, carisma. una ricerca nelle parole, nell'essenza, eh, è uno stile veramente eccezionale. E penso che anche Franco Battiato eh, riconosceva queste cose di Giovanni, infatti poi alla fine hanno collaborato, hanno fatto qualcosa perché penso in realtà che era più Battiato che ammirava Giovanni Lindo Ferretti per quanto concerne appunto la ricerca nei termini e appunto nella stesura dei testi unico. Sì. Volevo farti un'altra domanda. So che tu chiaramente sei anche a parte essere cantante, cantotrice, maestra di canto, sei anche musicista. Mi ha sempre affascinato come strumento il theremin che comunque hai nel tuo repertorio, nel senso nella tua formazione, ecco, non repertorio, scusami, nella tua formazione. Parlaci un po' di questo, anche di questo strumento, del theremin, insomma, da chi lo ha creato e più o meno il suo funzionamento e quello che può darci. Ah, Io beh, so che... sì, Io so allora che... io sì, Prego, prego. allora il Teremin me l'ha fatto conoscere anche in questo caso Maroccolo, perché? Perché io avevo, adesso un po' meno, però un po' di anni fa continuavo a muovere le mani insistentemente quando cantavo e quindi mi diceva quelle mani lì sarebbe bello che tu le utilizzassi anche per creare qualcosa oltre che per fare l'aria. E quindi praticamente eh, mi, di- mi suggerì appunto di comprare il Teremin che io non No. conoscevo allora perché comunque era un mondo tutto insomma, non conoscevo. E, e quindi ho iniziato ad avvicinarmi a questo strumento in punta di piedi perché alla fine io ho studiato pianoforte, non tantissimo, però per le cose che voglio fare il pianoforte in qualche modo riesco a suonarlo, non sono una virtuosa, non sono una grande pianista, ma comunque sia le composizioni che ho fatto le ho sempre fatte con la tastiera, pianoforte, quindi va bene, ho portato a casa qualcosa. Il theremin invece è uno strumento particolare, nel senso che io l'ho iniziato a utilizzare appunto all'interno dei concerti con Gianni e con le sonorizzazioni in tempo reale con Marlene Kunz, perché oltre a fare i vocalizzi suonavo anche il theremin. Non mi Mhm. ritengo una grande virtuosa del theremin e quindi non voglio neanche vendermi per quella che non sono, vi dico la verità. Di contro, però, le poche cose che ho fatto e faccio, le faccio, tra virgolette, mi è stato detto col gusto di una persona, vabbè, grazie al cielo ho un buon orecchio musicale, quindi Esatto, appunto stavo dicendo, stavo per dirti, infatti mi hai anticipato, chi ha l'orecchio assoluto e quindi ha un dono simile, è in grado nel suo piccolo, pur non avendo una grandissima, diciamo, conoscenza dello strumento a livello teorico, è in grado comunque, se vuole, di far suonare qualsiasi cosa.
Poi, ovviamente, se una persona arriva, un artista arriva alla conoscenza dello strumento in toto, che ben venga, ci mancherebbe, anzi, è giusto. Però noi che abbiamo l'orecchio assoluto, tu, quello che stavi dicendo, no? E Bene o io, male, in ogni sì, caso qualcosa suona comunque, bravo, le cose esatto. suonano comunque. Bravo, esatto, nel senso che basta avere degli accordi abbastanza semplici, comunque avere una nozione di armonia alla base e da lì poi si può improvvisare. Ecco, questo Anche strumento, se in via diciamo, minimale. esatto, io lo uso per abbellimenti, diciamo così, per effetti speciali. E infatti, apro una parentesi molto carina perché nel mio percorso appunto artistico, quando ero in tour a Roma, all'interno appunto di una fiera dove presentavo il mio album, il secondo, il proprio effettivo, che si chiama Stereo Cosmica, che qua dietro poi la copertina, che ho realizzato con lo Zoo di Berlino. All'interno di questa fiera ho conosciuto Claudio Simonetti. Ah, Sapete chi è? Tasselista dei Goblin, giusto? Simonetti. Bravissimo. E lui mi disse: ma come stai a suonare il theremin? Ci ho provato 1000 volte, io non riesco a suonare. Ho detto no, guarda che alla fine, cioè alla fine basta. Però effettivamente poi mi è stato detto che il mio theremin, che aspetta che lo vado a prendere, Eh sì. Vai, vai. che no vabbè, è questo qua della Moog. Ok, adesso non Ah, l'ho, io sai perché non l'ho, adesso ve lo dico, non l'ho attaccato oggi perché se mai mi concederete un'altra intervista, Assolutamente, allora assolutamente sì. ci concentreremo solo ed esclusivamente sul canto, sugli strumenti. certo, certo, quando E vuoi quindi ci riorganizziamo. purtroppo mi sento il termini perché poi ho fatto un po' tardi per certe cose, quindi non sono riuscita a sistemare un po' di cose e a prepararmi anche perché effettivamente sì, è vero che improvviso. Di contro però le cose che faccio devo comunque studiarle un pochettino per avere comunque sia l'idea di quello che sto facendo e dove voglio andare. Certo, certo, certo. Sì, essere ecco, un minimo di preparazione mi sembra doveroso sempre farla. Quando Beh, si sì, sì, tratta sì, di certo, uno certo. strumento così Ci vulnerabile, come mancherebbe. il termine è uno strumento, a mio avviso, che rispecchia molto la mia personalità, cioè è uno strumento vulnerabilissimo come forse tutte le donne, nel senso che basta un tacco più alto, un tacco più basso, una folata di vento in un certo modo che cambia comunque l'intonazione, quindi è veramente un disastro. Io mi ricordo un concerto appunto con Gianni all'aperto, adesso non mi ricordo verso Firenze, comunque in Toscana, dove c'era un vento pazzesco e non c'era una nota che teneva il theremin perché effettivamente sapete come funziona. Ah, ecco, non so, mi sentite adesso? Sì? Sì, 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 sì. Ah, ok, ok. No, perché vedevo ogni tanto fermo immagine. Praticamente niente, quindi devo essere in un ambiente dove non c'è nessun tipo di folata di vento, dove so che se sono vestita con scarpa lì, quella è, e la posizione è quella, allora riesco a, tra virgolette, creare qualcosa di piacevole, che diciamo poi va accompagnato sicuramente da una base strumentale che fa fiorire al meglio questo suono, che può piacere o non piacere, perché alla fine il theremin è anche uno strumento, ha un suono comunque abbastanza eh, dominante, nel senso che è molto acido per certi versi. Può richiamare il violino, ma un violino un po' Mm. isterico. Ma io ho avuto modo di, sì, poi ecco, di informarmi su termini. Lessi che comunque il termine veniva usato negli anni 50 per Sì, creare i suoni nei film horror, per riandare a prendere a riprodurre il suono dei fantasmi, dell'urlato, no? esatto. Sì, Quindi sì, veniva sì, sì. usato il termine negli anni 50, quando ancora non c'era la strumentazione, non c'era la Sì, tecnologia. infatti, ma Vero. è uno strumento russo di origine russa che ancora prima di diventare utilizzato come strumento e la più grande thereminista fu Clara Rockmore,
ok? E veniva usato all'interno come segnali dei messaggi in codice del KGB. Mm. E Sì, quindi sì. perché ha tutto una cosa così un po' strana. Io poi alla fine canto col termine, facevo le cose col termine, le cantavo anche. E quindi sì, è un mondo particolare. Sì. Se avremo modo ancora, se vorrete, ci scambieremo questa informazione sul termine. Assolutamente Magari. sì, E assolutamente sì, potrò anche per mettere trovare uno strumento che merita sicuramente di per essere. avere un assetto anche migliore, nel senso, purtroppo oggi stiamo avendo un po' di problemi di linea, a quanto Sì, pare, eh. Eh, sì, sento anch'io che Non è qua e dovuto. là ogni tanto. Ecco, adesso metto gli occhiali, magari vi vedo meglio. Infatti Va c'è bene. qualcuno che ci chiede, Francesco, sta meglio con gli occhiali o senza? Eccoci. E va bene, quindi questo è. Ok, Altre ok. domande? Dubbi, perplessità? Scherzo. Progetti attuali, progetti futuri che hai ecco, in corso, che ci saranno a breve, tuoi progetti personali, Sì, qualcosa, sì. ecco. Guarda, nonostante il periodo drammatico, penso per tutti, soprattutto per chi lavora all'interno della musica e del futuro non vi è certezza mai, perché alla fine la musica così è sempre una. O comunque qui in Italia purtroppo se non sei, ovviamente sto parlando al top, conosciuto, e io Eh che sì, comunque esatto, devo comunque insomma, destreggiarmi tra realtà ben più faticose, ecco, rispetto a certo, chi è certo. più in alto. Però sto facendo tante cosine interessanti, mi piace molto, sto riniziando a comporre dei Franci brani, Pianta, più come insegnante canto. eccezionale. Sì, sono un'insegnante di canto, esatto, insegno in una bellissima sede a Brescia, una bellissima scuola, in un teatro bellissimo a Brescia, appunto all'interno di questa scuola, e ho degli allievi magnifici e Mhm. mi mancano tantissimo. Spero che qualcuno mi stia ascoltando adesso perché mi mancate tanto, perché sono 20 allievi e abbiamo creato un gruppo bellissimo. E quindi ecco, adesso sono comunque ferma perché non posso insegnare. Faccio qualche lezione via Skype qui a casa, dove ho la mia taverna, e un'allieva che viene qui a casa, ma il gruppo, quello bello forte, ce l'ho a Brescia e non è possibile. Però a parte quello cerco di tenermi attiva, nel senso che sto appunto componendo con vari musicisti, varie persone, e da poco ho realizzato un video di una canzone molto carina, perché non ho parlato di questa cosa, ma in realtà io faccio un omaggio a Franco Battiato. Mhm. Ho creato questo gruppo e lo spettacolo si intitola La voce del padrone, Mhm. e all'interno appunto ci sono dei grandi musicisti, il maestro Pierpaolo Vigolini che suona la tastiera e fa gli arrangiamenti orchestrali, poi Gioetta Comincini che suonerà la viola e il cajon, se Dio vorrà, e poi Diego Ruggeri che sarà la parte maschile di Battiato. Io comunque farò tantissime canzoni di Battiato, Alice, Giuni Russo e Milva, e appena apriranno le gabbie, i teatri, si spera appunto di promuovere, di far conoscere questo progetto a cui tengo tantissimo, perché come avete capito amo moltissimo Battiato. Ma a parte Battiato, poi alla fine appunto ci sarebbe l'idea di fare dei pezzi miei e quindi di Mm. realizzare un altro album, e chi lo sa magari di approcciarmi a questo giro, nonostante non sia più una ragazzina, di essere più fruibile alle persone, meno ricercata da un certo punto di vista, mi permetta un pochettino una via di comunicazione più diretta con le persone, visto che ho fatto un bellissimo percorso con tutte queste persone che vi ho nominato. Di contro, adesso forse per l'età, il momento, non lo so, ho bisogno di andare un pochettino più incontro alle persone con Certo. delle canzoni un pochettino meno, tra virgolette, concedete, meno ricercate, meno eh, così, meno particolari, più dirette, e magari chi lo sa.
nasceranno altre collaborazioni nuove, tanto alla fine siamo qua Speriamo tutti bene perché non vediamo l'ora di poterti riascoltare, di poter ascoltare i tuoi nuovi lavori. Allora, noi tra un po' purtroppo saremo costretti a dover staccare perché purtroppo c'è un limite, quindi superato quel limite di minuti, la diretta rischia certo, di... arriva Conte e col dire basta, Esatto. ci sono sconfinati i confini. Sì. Noi comunque ci, Rischiamo di perderla. noi, Tutto qua. noi eventualmente ci riaggiorniamo e vediamo di fare un'altra nuova diretta, per parlare di altro, magari sì, parlare di altro e suonare qualcosa. Che dire, io credo che possiamo, prima che ci tagliano la diretta, perché mi sa massimo un'ora, Sì. abbiamo a disposizione su Instagram. 50 minuti, 50 pare. minuti, sì, 50, credo, sì. sì, 50 un'ora, quindi Ok. vogliamo restare Intorno ai questo. 50-55. Noi appunto rinnoviamo l'appuntamento con Ivana Gatti e magari vediamo di organizzare un'altra diretta così parliamo di altro e possiamo spaziare ancora su altre belle cose da raccontarci. Noi ti ringraziamo di averci onorati della tua presenza, dei tuoi racconti. Grazie per la disponibilità e Disponibilità. per l'umiltà nell'accettare di partecipare a questa diretta. Lo abbiamo detto anche la scorsa settimana, è cosa da, come dire, Da apprezzare, sì. ed è rara. È rara Sì, come insomma, cosa, quindi sono dirette noi- delle persone in questa, queste qui. no, Sono io dirette. ringrazio voi perché umil rum. no, siete stati carinissimi voi a contattarmi e vi ringrazio tantissimo. In più siete Grazie a musicisti, te. quindi c'è un linguaggio che ci accomuna, c'è una sensibilità e comunque i nostri gusti più o meno che si avvicinano. E in più abitate in questa terra magica che io adoro, non perché siete pugliesi, Grazie, grazie. Puglia. Noi ti Io aspettiamo quando vuoi, sei No, io ospite sono qui in Puglia. stata tantissimo tempo, la conosco benissimo, Molfetta. Ok, provincia di Bari. Esatto, e ho dei ricordi bellissimi della Puglia, anche del Salento, quindi veramente siete fortunatissimi. Va bene, insomma, siete fortunati a abitare in quella, cioè, una terra Anche magica. della tua zona, è bella, dai. È bella la tua Eh? zona anche la zona in cui vivi tu è bella. Io ho avuto Abbiamo modo. amici e parenti in Lombardia, Eh sì, quindi infatti. Guarda, sono Salutiamo due cose Mano che ci sta la seguendo. Lombardia, anche la Lombardia è un pezzo di cuore. Sì, per carità, anche Brescia è una città magnifica, ma di contro la Puglia ha qualcosa di magico, ma non lo dico perché voi siete pugliesi, l'ho sempre pensato e quindi va bene così. Cioè, nel senso che Noi ogni della Puglia regione è bella, perché ogni regione ha il proprio, per carità, la propria caratteristica magnifica, l'Italia è tutta bella, di contro io posso dire che ho nel cuore la Puglia. E e noi quindi ti ringraziamo, la Puglia ti ringrazia e noi ti ringraziamo di questa no, tua. grazie ragazzi, veramente, quindi Grazie a te. vi ringrazio tantissimo e spero di rivedervi presto. Vi faccio tanto in bocca al lupo per Certo, questo certo. Grazie vostro mille, grazie corso mille. Auguri anche e a te. sperando di E con altri artisti che ti dico con certezza che ci sarà un altro appuntamento con Ivana Gatti, è ufficiale. va Sì, bene. poi ci riorganizziamo e facciamo. Certo. Grazie ragazzi e buon Natale. Buon Grazie anche Natale a a te, te. auguri a te anche di buon Natale. Ciao. Grazie di cuore, Ciao. grazie Ivana Grazie. per essere stata nostra ospite e ci sentiamo presto. Comunque è ufficiale, ci sarà una nuova diretta di Ivana Gatti tra non molto. Dai, però uno Tutto il scambio tempo di musicale. organizzarsi. Volentieri, dai, uno scambio veramente. Ok, voi suonate, io canto, dai, va bene. Se si può Va bene. fare. Vediamo un po' di va bene. Certo, certo. Ciao ragazzi.
buona serata, grazie. Grazie ciao, Ivana, ciao, buona ciao, serata a te, buonasera. grazie ancora. Ciao, ciao. 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 Noi salutiamo gli amici di Live Room e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. E Con un che nuovo dire? artista la prossima settimana e niente, ricordo che Live Room è un format pubblicizzato da JB Home Records, che è uno studio di produzione musicale di Foggia, gestito da sottoscritto. Ci saranno altre dirette nelle prossime settimane. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e buona serata a tutti. Ciao, Ciao! ciao, ciao.